In Trecento hanno dato l'ultimo saluto a Stefano Vallin, il fotografo 63enne padovano che ha perso la vita investito tragicamente da un automobilista ubriaco la notte di venerdì 28 maggio. I ragazzi della prima squadra del CUS Rugby hanno portato il feretro al centro del campo centrale degli impianti di via Corrado per una cerimonia laica a cui hanno assistito amici e parenti. Tra loro molti docenti universitari, musicisti e sportivi. Una serie di interventi ha ricordato la figura di Stefano Vallin, uomo dalle molte passioni e dedito alla solidarietà, come ha ricordato la moglie Marina Giacometti. Nel suo garage aperto sulla via, dove negli ultimi anni aggiustava con passione biciclette, raccogliendo quelle che trovava abbandonate per strada. Ecco, quello che faceva con le bici è quello che faceva con le persone. Le trovava e se ne prendeva cura, senza esitazione, senza distinzione alcuna. Coetanei, giovani, meno giovani, anziani, malati, extracomunitari, ricchi, poveri, tutte indistintamente, come le sue bici. Erano persone che una volta incontrate valeva sempre la pena per lui conoscere, dedicando loro del tempo,